qua con Roberta Catolin, qui all'inaugurazione di Oltre le Vette. La nostra Roberta è l'illustratrice di Oltre le Vette dell'edizione 2011. È vero. Raccontaci un po'. Allora, sì, mi è stata commissionata l'immagine ufficiale per la 29esima edizione di Oltre le Vette, questa rassegna prestigiosa della città di Belluno, che quest'anno ha voluto dedicare alla neve un'attenzione particolare per tutto il tema della rassegna. Neve in senso più ampio, quindi neve come magia, come incanto, come infanzia, ma anche come criticità della montagna, perché oggi appunto è il 20 dicembre, ancora la neve non l'abbiamo vista e quindi non sappiamo che cosa diventerà la nostra montagna in assenza di neve, oppure quando la neve è troppo abbondante, no? Quindi il tema mi ha portato a riflettere su queste cose, ovviamente l'ho fatto alla mia maniera, per cui per me la montagna è un sostantivo femminile, per cui è indiscutibilmente donna, e ho voluto un po' scardinare questo cliché della montagna maschia fatta di fatica, di sudore, e per cui per me la montagna è anche prima di tutto appunto maternità, è grembo femminile che accoglie vita, che la protegge e quindi è molto delicata, anche se appunto c'è questo parallelo continuo secondo me anche nei miei disegni, per cui vorrei sottolineare che la delicatezza femminile non è fragilità e spererei che questo saltasse un pochino fuori dalle immagini che ho esposto anche oggi. Ci racconti un po' la tua tecnica come opera? Sì, io uso tecnica mista, spesso tecnica d'acqua perché mi piace molto l'uso dell'acqua per la sua imprevedibilità e mi piace valorizzare anche l'errore, la macchia, mi piace la sfida continua che appunto le tecniche sporche, tra virgolette, mi inducono ad accogliere. Però mi piace mescolarle anche con altre cose, pastelli ad olio, matite colorate, gessetti, graffiti, inchiostri. Per me è divertente appunto il fatto di mescolare le cose. È una passione che hai? Sì, è una passione che ho fin da piccola, che poi avevo abbandonato per percorsi della vita, poi mi ero dedicata a un altro tipo di disegno perché ho frequentato e mi sono laureata in architettura e poi ho capito che però la mia strada era proprio quella, quindi ho ripreso in mano i colori, i pennelli, rigorosamente sempre su carta perché mi piace il supporto cartaceo, mi piace il rumore della matita e appunto il gioco dell'acqua. Quindi qui in particolare vedrete una selezione di lavori dedicati al mondo femminile, perché è quello che ultimamente mi ha più appassionato e mi ha anche sfidato in qualche modo, perché appunto non avendo fatto io studi accademici mi sentivo all'inizio molto in difficoltà nel disegnare la figura umana e il volto umano, però ho voluto accettare la sfida. E una cosa che vorrei però specificare, anche a cui tengo molto, è che proprio quando stavamo finendo di organizzare per l'allestimento è mancata una carissima amica, una bellissima penna, una bellissima donna, una bellissima mente, e per cui mi è venuto proprio dal cuore di dedicare questa mostra a lei, perché aveva uno sguardo sottile, profondo e al tempo stesso molto delicato, per cui questa mostra è dedicata a Anna Toscano, scrittrice, poetessa, insegnante universitaria e donna che vi invito a scoprire se non la conoscete. E quindi diciamo che le emozioni
nel dipinto e fuori dal dipinto non ti mancano? No, direi di no. Poi appunto le emozioni si incrociano con quelle dell'osservatore, per cui in corso d'opera io ho chiesto a Michela Fregona di essere oggi accanto a me, ad aiutarmi a fare due chiacchiere con il pubblico, e lei ha apprezzato molto i miei lavori, in particolare alcuni a cui ha dedicato le sue parole, per cui da alcune immagini, in particolare 5, che voi vedrete in mostra, hanno appunto una didascalia. Sono nate delle suggestioni da mitologia e leggende alpine che lei ha declinato in chiave contemporanea, perché naturalmente le mie immagini sono di stile contemporaneo, non certamente classico. Una domanda personale, ma a Roberta Cadorin piace la neve? Se la Roberta Cadorin ti risponde con l'animo bambino, che è un po' quello con cui cerco ancora di disegnare, assolutamente sì. Poi ovviamente la logistica cittadina ovviamente inquina un pochino. Non ti nascondo che ogni volta, probabilmente qui c'è proprio un legame molto stretto anche con il disegno, ho una duplice reazione, cioè appunto la magia e l'incanto che ogni volta si rinnova nel vedere tutto bianco, e poi un attimo di smarrimento, un po' come davanti alla pagina bianca. Il troppo bianco un pochino mi disorienta. Allora noi ti auguriamo una buona manifestazione qui, oltre le vette. Grazie a voi. Ci vediamo presto. Grazie. Siamo qui a Palazzo Crepadona oggi per aprire una finestra importante sull'edizione 2025 di Oltre le Vette, la 29esima edizione di questa rassegna, che è una delle più importanti e delle più antiche sui temi della cultura della montagna che si tengono in Italia. Io sono Flavio Fauro, faccio parte del comitato organizzatore di Oltre le Vette da tanti anni, anzi da sempre, e oggi sono molto contento di essere qui all'apertura di questa mostra dell'artista Roberta Cadorin, che, come vedete alle mie spalle, occupa due lati della corte di Palazzo Crepadona, che sarà uno dei luoghi in cui si svolgerà la maggior parte degli eventi, molti degli eventi della prossima edizione che avrà il suo clou nel periodo dal 9 al 18 del mese di gennaio in alcuni luoghi simbolici della città, come Palazzo Bembo, che ospiterà mostre e convegni, il Teatro Comunale Dino Buzzati, dove ci saranno alcuni spettacoli serali, il Cinema Italia, dove proietteremo dei filmati, e anche il Villa Buzzati San Pellegrino, dove si terranno dei convegni nella nuova struttura che il Granaio, che ospiterà appunto degli incontri su tema letterario. Quindi anche quest'anno, Oltre le Vette, a partire dalla bella mostra che viene inaugurata oggi, anche quest'anno Oltre le Vette presenta circa una quarantina di appuntamenti in un calendario molto ricco che potete trovare in dettaglio sul sito oltrelevette.it, oppure nelle tante migliaia di pieghevoli che sono distribuiti in questo periodo in giro per la provincia, e non soltanto per la provincia. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero, gratuito, senza necessità di biglietto. È solo opportuno prenotarsi sul sito per avere la garanzia del posto, perché molti eventi hanno un forte richiamo, e quindi purtroppo è molto utile prenotarsi per evitare di dover restare fuori. Nell'occasione auguro ai tantissimi visitatori e frequentatori della rassegna Oltre le Vette, e anche naturalmente a tutte le altre persone che ci guardano, i miei e i nostri come comitato organizzatore, migliori auguri di buon Natale, felice anno nuovo, e naturalmente anche per i prossimi eventi di Oltre le Vette. Grazie.